Avevamo chiesto con forza al governo di poter avere anche noi un contingente dell'esercito, del contingente Strade Sicure. Arriveranno 15 militari che presidieranno la zona di Campomarzo e della stazione dei treni. È importante perché ci consente non solo di presidiare bene quella zona, ma anche di liberare risorse della polizia locale, della polizia di Stato, delle altre forze dell'ordine per pattugliare ed essere presenti in città e garantire la sicurezza nei quartieri. Tornano dunque i militari dell'operazione Strade Sicure, complessivamente 6.800 unità previste sul territorio nazionale dal ministro Matteo Piantedosi, 86 per il Veneto, di cui 15 militari destinati a Vicenza. Una richiesta personalmente espressa dal primo cittadino a Roma l'ottobre scorso, che a breve si vedrà concretizzare. Un contingente che aveva già dato buona prova di sé durante il mandato della scorsa amministrazione comunale, la presenza dei soldati a pattugliare costantemente le strade calde dello spaccio in città era una presenza che rassicurava i cittadini, non solo intesa come sicurezza percepita. I militari si erano distinti in numerosi interventi, soprattutto in Campomarzo. Non solo un rafforzamento della sicurezza cittadina, l'arrivo dei militari era stato inoltre caldeggiato anche dal prefetto, che aveva elencato una serie di priorità che in divenire avevano richiesto maggiore attenzione. Cantieristica TAV, poi le basi militari americane che abbiamo sul territorio e ovviamente anche i più recenti episodi delittuosi che hanno interessato il capoluogo cittadino. Sappiamo che sono tante le esigenze su cui far fronte e nella città di Vicenza ma anche in provincia. Abbiamo più volte parlato di una impennata di alcune fattispecie delittuose, quindi questo ci consentirà di concentrare la territoriale su altre fattispecie di reato.